cerca un po' di luce che plachi la sua sete e la sua fame. Un'altra storia senza santi e senza eroi e senza gesta. Originali o covers? Da questa domanda nasce il progetto Calaritana, domanda retorica, visto che io da sempre, parallelamente allo scrivere le mie canzoni, ho scelto come veicolo per trasmettere le mie emozioni di rileggere le canzoni che ho amato. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto che era uscito e che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare sulla sedia di lilla. Il racconto che Michele Pioledda ha realizzato per Calaritana ci riporta in un'epoca, quella degli anni 60 in qualche modo, in cui il fascino del beat irrompe anche nelle periferie. C'è stato un periodo in cui sono arrivate le cose quasi dal nulla, no? Arrivano le prime canzoni, i primi 45 importanti, e quello che cito io è fondamentale per tutta una generazione, che è la Casa del Sole, no? The House of Rising Sun. Questa terra non è sa vostra, su con tu su meu, non si naschi di mere apposta, sos muros non sun deus, bandi dente cherzo andare in loco libero, non mi posso più firmare, cateo terzo del blues. Io non sono antagonista, è suo mondo che anda a suo contrario, a Simpressi, dei commenti, gli ha dato de pandai. Per cui quando abbiamo parlato con Alberto di questa possibilità di fare un'ulteriore traduzione, perché la poesia e la canzone hanno la stessa origine, no? Hanno la stessa base, poi si sviluppano in una maniera o nell'altra. E il fatto della storia abbastanza comune, vita vissuta in questa città, negli stessi ambiti, negli stessi periodi, ci portava quasi che fosse naturale trovare una traduzione in qualche maniera di un qualche cosa che puoi portare avanti lo stesso discorso visto da un'altra visuale. Polly wants a cracker, I think I should get off her first, I think she wants some water to put out the blowtorch. Quando lui già suonava all'inizio degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, noi, almeno io e altri amici che suonavamo, per noi era un punto di riferimento anche quei gruppi là, è sempre definito l'unico vero rocker, ammesso che si possa usare questo termine, in Sardegna, e credo che questa definizione sia proprio la sua fotografia. Ti va? Ti piace come definizione? Io non mi oppongo. It's a meal, have some shit, let me clear the dirty wheels, let me take a ride, to cut yourself, want some help, to please myself. Io non sapevo che quella sera ci sarebbe stato il concerto di Alberto. Ricordo lui che era ovviamente one man band, aveva qualsiasi strumento appiccato in Saschi, Nine Space, insomma una roba meravigliosa. Aveva fatto Police on My Back, che poi ci stava benissimo in quell'ambiente perché c'era il pandino dei carabinieri che guardava, che poi non capiva ovviamente quello che stavi dicendo, però in quel momento per me fu un flash. Nella gola il respiro si ferma e la voce passare non può, urla il tuo delirio. È stato un lavoro lungo, molto sentito, perché chiaramente
non era semplicissimo, essendo brani originali, cover, e comunque anche una vena di Alberto che nel tempo si è sviluppata e maturata, l'avrete certamente notato, insomma. Alcune cover noi le suoniamo assieme da 30 anni davvero, e pensare una nuova veste per una cosa che è suonato sempre nello suo modo per 30 anni è una cosa complicatissima. Complice in questa operazione anche un signore che direi possiamo invitare qui sul palco. Un signore qui in prima fila che credo... Piero Marras. Perché non c'è immaginazione che riesca a raccontare come può il fuoco bruciare anche il mare, anche il mare. Questa vita del mischinzos, le scorrente e scruzzo a vero. Questa vita del mischinzos, le scorrente e scruzzo a vero.